Dopo lo stop alla raccolta dell'umido in diverse strade di Agrigento, l'assessore all'ecologia Nello Amel ha detto: non è colpa nostra, adotteremo provvedimenti. Preso atto del premuroso intervento dell'assessore, c'è da dire che ai cittadini poco interessa di chi sia la colpa del mancato ritiro dei mastelli lasciati ancora in mostra davanti alle loro case. Quello che interessa alla gente davvero indignata per ciò che sta succedendo è vedere all'opera gli addetti al servizio di raccolta per ripristinare una situazione diventata nel frattempo insostenibile trattandosi di umido. Come è noto, era stato lo stesso assessore Amel ad informare che la raccolta dell'umido sarebbe stata effettuata mercoledì 9 gennaio. Una data rispettata ma non per tutti, e non è possibile che chi ha subito il disservizio debba aspettare ancora oltre. Da qui la richiesta di azioni eclatanti, come potrebbero essere ad esempio le dimissioni dell'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, richieste da più parti. A che gioco giochiamo? Si chiede Giuseppe Di Rosa di Mani Libere. L'assessore, dice Di Rosa, scarica sulle ditte le stesse ditte che un mese fa hanno ricevuto un plauso da parte proprio dell'assessore. Da Fontanelle arriva la presa di posizione di Vito Lauricella, presidente del comitato di quartiere. Dalle isole ecologiche chiuse, scrive Lauricella, ai turni che saltano, con le strade sporche, come fate ad essere fieri e far risaltare che siamo in crescita? Il presidente del comitato di quartiere elenca una serie di problemi mettendo al primo posto il blocco della raccolta dell'umido, sostenendo che vivere in queste condizioni è molto triste.